Come transito passeggeri, Mestre è la sesta stazione ferroviaria d'Italia, ma per chi ci arriva in automobile per prendere o accompagnare qualcuno, anche una semplice sosta di pochi secondi diventa quasi impossibile, pochissimi gli spazi disponibili. Si inquadra in quest'ottica una doppia proposta di delibera che sarà presentata in Consiglio Comunale da Davide Scano, a partire da via Camarcello. Noi vogliamo soddisfare invece il bisogno della cittadinanza dando una risposta concreta e quindi affidando il nuovo parcheggio che è stato realizzato in via Camarcello e che è opera di urbanizzazione primaria, cioè deve essere ceduto all'amministrazione comunale. Bene, noi diciamo affidiamolo in house ad AVM a tutti gli altri parcheggi appunto già in gestione e con un piano tariffario anomalo, cioè inserendo una sosta gratuita di almeno un'ora. La seconda proposta di delibera riguarda invece Viale Stazione. Le aree che sono state date in comodato d'uso gratuito dai competenti dell'allora PD, del centro-sinistra veneziano, ai due alberghi, l'Hotel Bologna e l'Hotel Plaza. Queste aree sono state date gratuitamente, noi vogliamo riprendercele per dare più sfogo alla mobilità, quindi al trasporto pubblico locale, alle automobili piuttosto che alle biciclette e anche alla pedonalità ovviamente.